di Adriana. So your stay was good here? Yes, very good. Nice. Trees and so on, no? You have to come. You have to come. Nello scorso video mi avete raccontato che siete state in India tramite un'associazione di nome Women International, però che poi avete anche continuato il vostro viaggio indipendentemente. Come avete pianificato i primi spostamenti? I primi spostamenti sono avvenuti quando stavamo ancora in Tamil Nadu, nella scuola, perché i weekend li avevamo liberi, il sabato e la domenica non si lavorava. E quindi, come il paesino era piccolo e non c'era molto da fare, avevamo deciso un po' di esplorare da sole il Tamil Nadu e il Kerala. E ci spostavamo principalmente in autobus o in treno e il primo viaggio che abbiamo fatto è stato a Trivandrum in autobus. I viaggi in autobus in India sono molto spericolati perché non è la SAF e soprattutto le strade, quelle del Tamil Nadu sono buone effettivamente, anche quelle del Kerala, però è normalissimo che ci siano buche, che la segnaletica stradale sia inesistente e che guidino molto sportivamente, ecco. E per prendere l'autobus come facevate? Cioè c'è una stazione degli autobus, ci sono le fermate dove acquistavate il biglietto direttamente? C'era un biglietto soprattutto? Oppure bastava salire sull'autobus e eravate a posto? No, allora, ci sono delle fermate che però non sono segnalate, cioè vedi che si fermano tutti lì e quindi tu capisci che devi andare lì a prendere l'autobus. Ci sono dei biglietti, però li acquisti una volta salito sull'autobus, perché c'è sempre una sorta di bigliettaio controllore. Ed è molto divertente perché dipende un po' dal controllore che trovi, il prezzo del biglietto, e dipende anche dall'autobus, cioè se l'autobus è piccolino, un po' più carino, un po' più di qualità, costa un pochino di più, però sono prezzi che sono veramente irrisori se viene fatto la conversione in euro. Più o meno a quanto ammonta? Quando facevamo Melpalai Martandam, quindi per andare nel paese un po' più, nella cittadina dove compravi le cose più sofisticate, la spesa un po' più corposa, cioè viaggiavi sulle 30 rupie? Meno di 50 centesimi. Esatto. C'era uno stradario o comunque una cartina che vi dicesse quale autobus andava dove, quindi che cosa dovevate prendere per spostarvi in un determinato luogo? No. E noi quando un autobus si fermava chiedevamo se andava nella nostra destinazione oppure no e aspettavamo una risposta. Era sempre molto carino perché quando dovevamo tornare nel paesino Melpalai di norma facevamo un cambio di autobus, nel senso che gli autobus principali si fermavano su un vialone vicino a Martandam e poi da lì dovevamo prendere gli autobus che portavano nei paesini, quindi a Melpalai, e ogni volta non sapevamo mai esattamente qual era l'autobus per Melpalai, quindi andavamo in giro a chiedere agli autisti o alle persone qual era l'autobus per Melpalai e alla fine tutti ci urlavano Melpalai, Melpalai quando arrivava il nostro autobus. Avete riscontrato delle differenze in questo modo di viaggiare? Gli autobus erano diversi magari a Nuova Delhi? Allora, c'è da specificare che quando abbiamo viaggiato al sud, quindi Kerala e Tamil Nadu,
Ci siamo mosse col treno e con l'autobus, però abbiamo viaggiato anche assieme a padre Susai, che sarebbe il corrispondente locale dell'associazione, quindi colui che gestisce i rapporti dell'associazione fra Udine e l'India. E quindi voi penserete, ah, siete andate in auto, quindi avete fatto il viaggio col vostro autista privato. In realtà sono stati dei viaggi molto più spericolati e molto più movimentati i viaggi in cui eravamo con il prete. E invece al nord, quindi Rajasthan eccetera, ci eravamo organizzate con un tour appunto turistico e quindi avevamo dei driver e viaggiavamo io, Giuditta e Angelica, la sorella di Giuditta. E invece per spostarvi sulla lunga distanza utilizzavate i treni? Sì, ad esempio da dove eravamo noi, io credo che il viaggio in treno più lungo sia stato verso Cochin. Sì. Poi il viaggio direi più lungo e più complicato sono stati quelli quando volevamo raggiungere Monroe Island, che è praticamente una zona lagunare del Kerala, molto bella e molto rilassante. La prima volta l'abbiamo raggiunta per il mio compleanno e siamo partiti di pomeriggio e siamo arrivati di notte e questo è proprio un viaggio che va raccontato. Siamo arrivati di notte e Che avevamo o era arrivato in ritardo un treno o l'avevamo perso, perché anche lì gli orari non sono precisissimi, quindi non ci lamentiamo più di Trenitalia noi. e non avevamo preso la coincidenza nel cambio e quindi siamo arrivati, non so, alle 8 di sera, però era già buio. Quindi noi scendiamo da questo treno in una fermata sperduta, non c'era nulla, solo laguna e non sapevamo dove andare, quindi la gente dal treno ci ha indicato una stradina bianca e noi abbiamo iniziato a camminare verso questa stradina bianca. Una stradina bianca non illuminata, assolutamente zero illuminazione, quindi noi eravamo nell'oscurità più totale che seguivamo il sentiero. Perché dovevamo raggiungere la guest house che ci avrebbe ospitato e insomma con Google Maps avevo visto che era tipo mezz'ora di camminata, però era mezz'ora di camminata nel buio in mezzo alla laguna e quindi abbiamo detto, boh, andiamo a bussare per le case a chiedere aiuto. Più che altro, camminando, ci siamo avvicinati a delle case e soprattutto io e Giulia abbiamo notato che nel cortile di una casetta c'era un tuk-tuk. Il tuk-tuk è il mezzo di trasporto tipicamente indiano, è una sorta di piccolo taxi indiano e quindi la nostra idea è stata quella di dire, invece di camminare così, bussiamo e chiediamo se ci possono portare col tuk-tuk. Per fortuna parlavano inglese, cioè Cioè, uno dei figli. Esatto, perché abbiamo provato a comunicare con questo signore e lui ha chiamato il figlio e il figlio parlava inglese. E niente, gli diciamo che dovevamo appunto andare in questo posto e non lo conosceva e ci ha chiesto il numero di telefono. Poi gli diamo il numero di telefono, lui chiama e questi dicono che avevano cancellato la nostra prenotazione e noi eravamo di venerdì sera in mezzo alle lagune con una prenotazione cancellata. E boh, poi alla fine quelli della guest house ci hanno detto di raggiungerli, che avrebbero trovato una soluzione e devo dire che è stata un'esperienza bellissima in questo posto e infatti poi ci siamo tornati più volte. La scena del Titanic. New driver. Yes, so lucky we are with this new driver. Aveva detto che era profonda, Judy?
a Monroe Island non hai delle attrazioni, non hai dei monumenti, qualcosa da vedere, è proprio un posto dove andare a camminare, puoi andare in bicicletta, andare in canoa, è proprio un posto dove rilassarsi ed è veramente bellissimo. E è stato molto molto divertente in effetti questa esperienza, però io ricordo che mentre camminavamo nell'oscurità io continuavo a guardare Giuditta e a dirle a Giuditta ti uccido, Giuditta moriremo, ci stupreranno, ci deruberanno, i nostri cadaveri finiranno nella laguna e Non ci Giuditta... avrebbero più trovate. Esatto, quindi adesso noi ridiamo, però sul momento io la volevo uccidere. Quando parli di questi timori che avevi, Mhm. intendi dire che c'è comunque criminalità o ci sono dei rischi a viaggiare in India o era solo un timore legato dalla situazione? Sicuramente era legato dalla situazione, però effettivamente viaggiare in India non è particolarmente sicuro, o perlomeno come in ogni posto in cui si viaggia, quindi che tu viaggi in Europa, che tu viaggi in Sud America, ovunque, ci sono determinate norme di buon senso che devi seguire. E poi dopo è ovvio, dipende dal contesto, dalla situazione in cui ti trovi. Stiamo comunque parlando di un paese del terzo mondo in cui di criminalità ce n'è molta. È un paese in cui ci sono anche dei problemi nei confronti della figura femminile, però effettivamente con questa mia affermazione non voglio spaventare le persone, perché comunque qualsiasi ragazza, qualsiasi donna può viaggiare in India, mi ripeto, seguendo delle norme di buon senso, che non includono il fatto di camminare da sole nell'oscurità in mezzo alla laguna, ecco, quello assolutamente. Ok, per concludere questa intervista, c'è un episodio particolarmente divertente che volete raccontare? Da Cochin stavamo andando di nuovo a Monroe Island per festeggiare il Capodanno e eravamo convinte di aver preso un treno diretto che si fermasse proprio a Monroe Island. E invece no, il treno continuava ad andare dritto e io ho detto a Silvia, come va piano, proviamo a saltare giù. Quindi io mi sono alzata super convinta di poter saltare col mio zaino e arrivo lì della porta ed c'erano delle signore che mi hanno detto no, torna a sederti. Avevo detto a Silvia di muoversi, di saltare giù sul treno, ma lei era ancora seduta. No, io in questo vorrei aggiungere che Giuditta si è dimenticata di specificare che in quel momento lì noi non eravamo in una carrozza qualsiasi, ma eravamo in una carrozza per ladies, perché in India esistono appunto gli scompartimenti riservati esclusivamente alle donne, proprio per una questione di sicurezza e di cercare di garantire insomma maggiore sicurezza alle donne. E ci avevano mandati in questo scompartimento, solo che a un certo punto si è completamente riempito e quindi io e Giuditta a un certo punto eravamo sedute, però stavamo condividendo il nostro sedile con altre due signore. Io avevo un bambino in braccio, Giuditta aveva una bambina in braccio, avevamo gli zaini schiacciati. Io a un certo punto ero tipo così, Silvia era schiacciata contro il finestrino. sì, esatto, io avevo la testa fuori dal finestrino e Giuditta mi fa dai saltiamo, perché effettivamente in India lo fanno più di qualcuno dagli autobus o dai treni, invece di fermarsi rallentano semplicemente così uno può saltare giù, solo che io le ho detto Giuditta ma sei matta, cioè pazza. Io ero già pronta, lei povera era schiacciata, non riusciva neanche ad alzarsi, ho detto non salto io. Poi arrivo lì, non mi fanno neanche saltare, le signore mi dicono di tornarmi a sedere, vabbè. Comunque in una carrozza, non so, che poteva tenere 30 donne, noi eravamo in 50. E io vorrei raccontare il fatto che Giuditta, a differenza di me, col sonno molto molto leggero e faccio fatica ad addormentarmi, Giuditta dormirebbe ovunque, e quando dico ovunque lo intendo letteralmente. In questi viaggi in treno, quindi col treno che faceva rumore, i finestrini aperti e 10.000 persone nei vagoni, con
negli autobus, quindi che facevano tutte le strade con delle curve, con delle buche. Gli autobus poi dopo mettono musica indiana a tutto volume, clacson, ingorghi stradali. Ecco, in tutto questo marasma, in tutto questo macello c'è Giuditta che si addormentava e io dovevo scuoterla perché si svegliasse per farla scendere. E in questo viaggio che abbiamo raccontato prima, quello in treno, in cui appunto ci siamo ritrovate bloccate, prima che salissero tutte queste donne, quindi quando il vagone era ancora relativamente, insomma, vuoto, e non avevamo trovato posto però a sedere, e quindi ci eravamo sedute per terra vicino, vicino ai bagni, e Giuditta ovviamente appena si è seduta per terra si è addormentata sullo zaino, solo che a un certo punto deve essere successo qualche incidente in bagno ed è fuoriuscita l'acqua dal gabinetto e povera Giuditta si è ritrovata bagnata di quest'acqua che non sapevamo bene. Ecco, questa è la lezione per addormentarsi ovunque. உள்ள போவா Beh, vi ringrazio e per il prossimo episodio parliamo di cibo, giusto? Sì, decisamente. Volete fare un saluto? Ciao! Mandi!